Buon pomeriggio, care amiche e cari amici dell'Università della Terza Età di Pordenone. Oggi siamo in collegamento col professor Angelo Floramo, che ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie Oggi ci io. parlerà di un argomento molto interessante che coinvolgerà sicuramente molte signore che sono in collegamento con noi. Il pubblico con noi è numeroso e quindi il professor Floramo è sempre molto seguito e questo ci fa immensamente piacere. Grazie. Oggi parleremo di donne friulane, quindi non aspetterò altro, nessun indugio, entriamo subito in merito. Le cedo la parola, professor Floramo, e buon incontro a tutti. Grazie, grazie infinite per le parole di accoglienza, sempre molto calde e generose. È un piacere essere qui per il secondo appuntamento. La volta scorsa siamo entrati in un percorso piuttosto articolato, complesso sull'immaginario anche dei nostri antenati, dalle età più remote fino ad arrivare ad età più recenti. Questa volta invece scendiamo in una sorta di monografia su alcuni profili, a tratteggiare alcuni profili, l'ho messo proprio in friulano per renderlo ancora più schietto e vivace, di feminis, cioè di donne che hanno attraversato la storia della nostra terra, della nostra regione e che si sono anche distinte nel bene e nel male. Devo dire che purtroppo le donne, essendo la storia scritta spesso dagli uomini, sembrano più che altro gregarie o, poste ai limiti, poste ai bordi. In realtà non è proprio stato così, non è affatto stato così. Sono, state sempre delle protagoniste, non si sono solo lasciate attraversare dal tempo, ma lo hanno vissuto con passione, anche spendendosi in prima persona, alle volte sacrificandosi, come cercheremo di, capire. Non sempre sono state capite, non sempre sono state comprese, anzi, sovente, frequentemente, il loro atteggiamento è stato frainteso, molto spesso sono state condannate invece che essere comprese, forse perché, come diceva quel grande medievista francese che è stato Jacques Le Goff, la storia è una storia maschia. Lo diceva certo con un certo disprezzo. Una storia maschia che tende, forse per invidia, per paura, chissà, per non per incapacità di comprensione, tende a escludere l'investigazione di questo universo che, è interessantissimo. Ancora una volta ammetto che per tante cose ho saccheggiato quell'archivio possente, infinito, in cui sono conservate tantissime vicende, collettive o personali, che, è la Biblioteca Guarneriana Antica. Avendo la fortuna di trascorrerci, del tempo intenso come consulente scientifico, è chiaro che la curiosità poi spinge sempre ad andare alla ricerca di, cose inedite, e qui dentro ce ne sono tantissime. Ecco, qui, purtroppo non possiamo più, goderci come vorremmo questa meravigliosa stanza lignea, questo studiolo che appartenne a Monsignor Giusto Fontanini, ma ecco, ce lo rivediamo almeno qui in effigie, cercando di immaginarci il profumo degli scranni, delle scansie, il profumo di legno, di pagine e di pergamene antiche. E allora, provando in qualche modo a sfogliare, cominciamo proprio così: apriamo un codice, uno dei più grandi, uno dei più belli, tra i più sontuosi della collezione che fu di Guarnerio d'Artegna, essere più orientati verso Pordenone, come spesso lui amava firmarsi, Guarnerio di Zoppola, o talvolta Guarnerio di Portogruaro. Apriamo questa bellissima, Bibbia bizantina. È una Bibbia sontuosa, meravigliosa, venne vergata nella, cattedrale di Gerusalemme prima del 1187, quindi prima che Salah ad-Din, riconquistasse la città santa, inducendo buona parte poi, degli scrivani, dei cultori ad uscir fuori dalla città e a trovare rifugio poi a San Giovanni
da Acri e da lì a Cipro e verso altre regioni del Mediterraneo. Si portano dietro questa meraviglia, finemente miniata, a caratteri d'oro, con lapislazzuli, con tutta una serie di pigmenti, uno più bello dell'altro. Fra le pagine più significative spiccano queste che sono riferibili al Cantico dei Cantici, che sappiamo bene essere un canto d'amore, un bellissimo canto d'amore ascrivibile al re Salomone, che qui vedete rappresentato all'interno di questa grande O di osculetur oris, ecco, è quello che dice lo sposo alla sposa, l'amante all'amata, osculetur me osculo oris sui, qui meliora sunt ubera tua vino. E quindi parla dei baci e dice che sono capaci di dare più ebbrezza del vino, così come i seni della donna amata, no? Che sono fragranti e buonissimi. E la sposa risponde, ovviamente, no? Risponde con tutta la trepidazione, con tutto l'amore. È uno dei passaggi delle Sacre Scritture sicuramente più bello, più intenso, più anche eroticamente, se vogliamo, coinvolgente nel senso alto del concetto di Eros, cioè quell'energia che pervade il mondo e che nella bellissima capacità di intersezione, di riconoscimento di corpi che si amano, trova poi il fondamento dell'essere, il fondamento della vita. Beh, dentro questa parte, dentro questa pagina così densa di tante importanti significazioni, noi troviamo una lettera, la lettera Q, del quam pulcra es, quanto sei bella, e qui dentro noi vediamo proprio l'immagine della fanciulla, la fanciulla che viene cantata in tutta la sua bellezza, in tutti i suoi tratti originali, medio orientali, con questo viso che ricorda molto da vicino, se fate caso, alla fanciulla degli affreschi di Pompei, quella che viene tratta, sempre ritratta con il calamo portato verso le labbra, come dire che la parola nasce sulle labbra come fosse un bacio, qui si parla proprio di baci, però poi per rimanere eterna ha bisogno di essere vergata, deve passare attraverso un calamo e un inchiostro su di un testo che rimane. Ecco, mi piace cominciare dal volto così lieve di questa fanciulla di cui si canta l'amore in uno dei testi più belli della Bibbia, perché mi pare emblematico, sotto tanti punti di vista. Primo per l'importanza del ruolo femminile, ma nello stesso tempo anche per il nascondimento, perché questa Q che qui vedete magnificata, che vedete sicuramente più grande di quanto non lo sia nell'originale, tende a sfuggire ad un occhio che non stia attento. E quindi un lettore che sia distratto, che sia frettoloso o veloce, non si accorge che dentro l'occhiello della lettera proprio traluce la bellezza di questa giovane fanciulla. E così è anche quasi un ammonimento allo storico. Lo storico deve stare molto attento a cercare le tracce dell'universo femminile nei documenti che va a compulsare e che va a esaminare. Ce ne sono tanti, ma vanno ricercati, direi quasi con una forza d'amore, spinti da una carica d'amore, di curiosità e da quello spirito di meraviglia che deve sempre chiaramente guidare il passo dello storico. Procediamo, proviamo a vedere che cosa succede. Allora, qui però io non deve essere successo qualcosa, non riesco ad andare oltre. Vediamo se magari qualcuno mi aiuta dalla regia. Non Noi le riesco. vediamo, noi le vediamo Voi le questa. vedete? Sì, Ah, e io invece non le vedo. Allora, vediamo come posso fare. Magari mi apro il mio file in piccolo e così cerco di capire a che punto siamo arrivati. Quindi voi, vediamo dove siete, dovreste essere a questo punto all'antifonario numero 4? perfetto. Benissimo, benissimo. Sì? Allora, ok, bene, allora vado avanti
tenendo anche il mio file aperto e vediamo forse... Ah no, adesso le vedo, ma che stranezza. C'è forse un problema di visualizzazione. Allora, ecco, l'antifonario numero 4 è un altro importante manoscritto della collezione guarneriana, è un codice che viene addirittura dalla biblioteca di San Gallo, in Svizzera. È considerato Codex Vetustissimus, cioè un codice estremamente antico. Infatti è stato vergato prima dell'anno 1000, è un manoscritto che ha più di 1000 anni d'età, più di 1020 anni d'età in effetti. È curioso ed è molto bello perché è ricchissimo di miniature sparse qua e là, ma soprattutto, vedete, tra un rigo e l'altro noi identifichiamo, riusciamo ad intuire dei piccoli segni. Ecco, questi segni sono le prime note musicali che la tradizione occidentale ha esemplato in questa forma, venivano chiamati neumi in campo aperto. La meraviglia di questo sontuoso antifonario è quella di essere quasi una scatola segreta, una scatola delle sorprese, perché coloro che sanno trasformare quei piccoli segnetti in nota è come se potessero restituirci la voce del manoscritto, rimasta inalterata per secoli. Beh, all'interno di tutte queste meraviglie noi troviamo anche un'immagine stilizzata in maniera molto naif, molto semplice, della Vergine Maria. Perché è così interessante ed è quasi commovente? Qui la vediamo proprio nel dettaglio. Perché il monaco che la esemplò, il monaco che la ritrasse, aveva appena ricevuto la notizia che il patriarca Bertrando da Saint-Genèse, era stato assassinato nei pressi della Richinvelda, quindi di San Giorgio della Richinvelda, nel celeberrimo agguato, che qui vediamo anche segnato in maniera molto chiara nell'anno millesimo, trecentesimo, quinquagesimo, 1350. E rimase talmente colpito questo monaco potremmo definirla quasi una breaking news, no? Una notizia spaventosa, la morte per omicidio, morte violenta per attentato di un patriarca, uno dei più importanti patriarchi della storia della patria del Friuli, che aggiunse l'immagine della Vergine Maria a questo vetustissimo codice che all'epoca aveva già più di 350 anni d'età e accompagnò l'immagine della Vergine con un canto che nella sua semplicità è meraviglioso ed è bellissimo, che definisce la Vergine Maria come la porta della luce, la porta del giorno. E non è l'ho scelta perché non è rappresentata la Vergine nelle sue vesti sontuose ed importanti della regina del cielo, ma è una fanciulla, è una semplice fanciulla molto più simile forse, anche se i tratti sono così più poveri e più ingenui, a quella che abbiamo scorto all'interno della lettera Q del Quia Pulcra Es, poiché tu sei bella, bella mia compagna, bella amica mia. Ecco, è così importante questo cartiglio che nei secoli poi gli storici gli riconoscono quasi un valore magico. Si riteneva che chiunque pronunciasse questi versi in onore della fanciulla Vergine Maria avrebbe potuto evitare una morte violenta. Ecco, qui lo dice in maniera espressa e chiara, quicunque dixerit omni die non morietur a morte subitana. Chiunque lo ripeterà ogni giorno non sarà soggetto a questa morte improvvisa. Quindi ancora una volta sì un riferimento all'aspetto femminile, un riferimento importante, un riferimento di straordinaria levatura, ma c'è sempre questa sacralità di cui anche abbiamo parlato la volta scorsa, quando abbiamo citato l'importanza della donna anche nell'immaginario. Ecco qui la scritta che ricorda la morte del patriarca si vede molto chiaramente, qui c'è la data, e si vede molto molto chiaramente il nome del patriarca, vedete Bertrandus. Ecco. Bene, procediamo
con questa immagine che è abbastanza eloquente e vuole essere anche, se vogliamo, spiritosa. Insomma, la mano che l'ha impressa è addirittura quella del grandissimo Albrecht Dürer, che qui rappresenta un episodio curioso, attribuito alla vita del grande savio gentil che tutto seppe, beh, potremmo dire utilizzando le parole di Dante, ed è Aristotele in questo caso, non Virgilio. È un Aristotele che si sottomette alla proterva, capricciosa volontà di Fillide, una prostituta. Ecco, la tradizione nella vita di Aristotele, la vulgata nella vita di Aristotele, racconta che lui, l'uomo più sapiente, più saggio del mondo, di fronte alla bellezza di questa fanciulla impudica, tra l'altro, no? Nota perché ovviamente metteva in vendita il suo corpo, avesse accettato di trasformarsi nel balocco di tutti i suoi capricci. Lui che con i suoi sillogismi andava investigando il senso della realtà, del mondo, e squadernava i segreti e i misteri del cosmo, non poté far nulla contro questo amore pervasivo, tanto da diventare il balocco di una donna, no? Di una donna che poi lo trasformò nel suo badaluccio, come direbbe Machiavelli, no? Nel suo piccolo burattino. Ecco, donne viste come spiriti malvagi, quindi come temibili presenze che per il valore intrinseco, per la potenza del loro sguardo, della loro seduzione, sono capaci di trasformare l'uomo in una cera molle, in un burattino appunto da far giocare come loro trastullo tra le dita. E alcune di queste immagini femminili si trovano ancora nei manoscritti guarneriani. Questa è una coppia bellissima delle tragedie di Seneca, è il manoscritto 75, siamo intorno al 1250 e cominciamo a vedere che ci sono, ecco, certe rappresentazioni che sono splendide perché richiamano un po' tutta quella falsa coscienza del mondo maschile nei confronti della donna. Questo è un occhiello molto simile nella maniera dell'inserimento a quello che abbiamo visto precedentemente, quello del Cantico dei Cantici, in cui però campeggia la figura di Medea. Medea è anche il titolo di una tragedia importantissima di Seneca, il libro, abbiamo detto, il codice tramanda le tragedie di Seneca e qui noi vediamo appunto Medea. La Medea che però ci viene rappresentata nelle fattezze di una strega, e questo è importante perché sta a significare che il dipintore, il miniaturista, nel momento in cui gli venne commissionata questa figura come fregio della tragedia di Medea, dovette necessariamente prendere alcune informazioni su chi fosse Medea. Probabilmente l'amanuense, colui che sapeva leggere e scrivere, glielo spiegò. Non è detto che i miniaturisti sapessero leggere e scrivere, erano degli artisti. E descrisse appunto Medea per quello che era, una maga fascinosissima, che poi la conosciamo bene, la storia, trasse Giasone o Giasone, come lo volete chiamare, con accento greco, con accento latino, nella sua rete di fascino e di mistero, e poi insomma la vicenda, come conosciamo bene tutti, si trasformò in una tragedia. Ecco, bastò al miniaturista questo accenno alla maga perché lui desse a Medea le fattezze di una strega medievale, però. Vedete che in mano tiene una bottaccina con del veleno, spesso nel millennio medievale coloro che erano considerate streghe in realtà avevano a che fare con le erbe, i filtri amorosi, per esempio, e nell'altra mano ha una bacchetta magica. Quindi è proprio colei che esercita la magia, la donna come lo spirito potente della terra, difficile da controllare. Qui la si vede anche poi
con un cipiglio piuttosto spaventoso, no? È corrucciata anche, e vuole trarre vendetta rispetto a tutte le colpe che ovviamente Jason aveva compiuto nei suoi confronti, e si prepara a manifestarne l'ira. Bellissima, bellissima, perché ha i capelli sciolti, non sono raccolti nelle trecce, vedete, sono proprio le scendono lungo le spalle, una donna selvaggia, proprio come Medea veniva rappresentata. E trovo estremamente significativo questo sovrapporsi appunto di ruoli e di storie tra un immaginario che era legato alle consuetudini folcloriche del Medioevo e invece la storia colta che ci arriva attraverso il manoscritto. Questa invece è Cuba, quindi siamo in tutt'altro contesto, ma ancora una volta donne importanti, donne che nella simbologia delle dita, che sono importantissime nella comunicazione del Medioevo, è capace in qualche modo di raccontare, di narrare la sua storia, di proporla o di imporla anche ai maschietti. Ecco, questo è importantissimo. E poi c'è la donna misteriosa, qui la troviamo in un manoscritto sempre conservato in guarneriana, al Fontaniniano 191, è un breviario, la donna che esplica tutto il suo potere anche attraverso la sua seduzione. Qui la vediamo a mezzo busto con i seni in evidenza ed è quasi essa stessa diventata radicale, è una radice potente e potentissima di tutta una rinascita, di tutto un florilegio, un dischiudersi di fiori, di viole, di margherite. E l'intero manoscritto poi è ricchissimo di questi simboli molto ambigui e molto particolari, molto strani, che hanno a che vedere con draghi, con demoni e con tutti gli inquieti fantasmi che in qualche maniera così tormentavano le anime del Medioevo. Una sensualità qui però garbata, certo è anche un breviario, per cui non è che si potesse eccedere, non è un testo profano, ma un testo sacro, però lo stesso le riconosciamo un'immagine importante e anche una funzione importante, quella, se vogliamo, di una fertilità sacrale e rigenerativa, il sacro e il rigenerativo assieme. E poi arriviamo invece a quella che può essere un'immagine che penetra all'interno di un manoscritto così bello come questo, è una miscellanea umanistica del XV secolo, sempre appartenente a Guarnerio, sicuramente ispirato a tutta quella grande tradizione cortese che per secoli aveva attribuito invece alla donna il ruolo della domina, cioè la signora, colei che deve essere, secondo la lirica di tutta la tradizione cavalleresca, cortese e d'amore, deve essere venerata giocosamente, come in questo caso, o come nel caso che avete visto precedentemente, con il paggetto che si inginocchia davanti a lei a formare tra l'altro una lettera, in questo caso la lettera H, e che tributa all'elemento femminile tutta la giusta e dovuta devozione. Anche in questo caso c'è un gioco con uno sfondo bellissimo d'oro zecchino e con una raffinatezza di tratti che è davvero sorprendente, ma la grandezza della figura femminile rispetto alla piccolezza del maschio sta a significare ovviamente l'importanza e il ruolo importante della donna, no? Che appunto continua a manifestare la sua potenza di signora, cioè di domina, colei che ha un ruolo prevalente. Partiamo dai memoriali bolognesi, dalla letteratura, dai primi esempi della letteratura in volgare e prima ancora dalle grandi canzoni dei trovatori della Provenza e poi la corte di Federico II di Svevia e poi arriviamo fino all'ebbrezza delle esperienze meravigliose del dolce stil nuovo, insomma riconosciamo questo ruolo che viene attribuito alla donna, questa sua trasfigurazione però che la allontana da quello che in realtà veniva percepita, da come veniva percepita. E qui ce ne rendiamo conto invece, qui torniamo con i piedi per terra
torniamo a riprendere le maglie della verità e purtroppo ci troviamo di fronte ad un caso spaventoso di violenza, di stupro. E questo a me lascia sempre sconvolto, perché questa omelia viene attribuita a Chromazio, vescovo di Aquileia, siamo tra il 388 e il 408. Cos'è successo? È successo che una giovane fanciulla, ci dice la fonte, nondum duodecim annus agens, cioè non ancora dodicenne, tornandosene dai campi di Aquileia, dal lavoro quindi di una giornata vissuta sui campi, una giovane bracciante contadina, aiutava probabilmente suo padre, indugiando malauguratamente, viene a trovarsi coinvolta in uno stupro, diventa oggetto di stupro. Ora noi ci aspetteremmo, chiaramente ne abbiamo parlato tanto in questi ultimi anche giorni a livello di comunicazioni, di giornali, di televisione, ci aspetteremmo che la comunità si ergesse a condannare lo stupratore e che soprattutto il saggio e sapiente pastore Chromazio d'Aquileia è noto per un approfondimento culturale importante, importantissimo, è stato uno dei più grandi patriarchi. Ci aspetteremmo che prendesse le difese della piccolina, poco più di una bambina. Dobbiamo immaginarci la Basilica di Aquileia in tutta la sua magnificenza, in tutto il suo splendore, il patriarca assiso in trono, il clero, l'intera comunità e davanti, tremebonda, incapace quasi di rispondere, la giovane che assiste a queste parole pronunciate dal patriarca. Il patriarca si rivolge a lei e le dice: una vergine nobile, dedicata a Cristo, savia, erudita, scivolò nella fossa della turpitudine, concepì il dolore e partorì l'iniquità. Con la gloria della verginità perdesti anche il tuo nome. Si chiamava Susanna, la bambina. Triste coincidenza, giacché, insiste il patriarca, è nefando chiamarsi Susanna e non essere casta. Il suo riferimento è alla famosa vicenda della Susanna biblica. Non ti è lecito chiamarti quel Giglio che sei, ma forse dirai, non potei sostenermi perché ero vestita di fragile carne. La verità è che non si può corrompere la carne se l'animo non sia prima corrotto. Oppure dirai, non volli il male, fui violentata. Ma in quale modo tu potesti subire violenza da un meschino adolescente e in seno alla città, se non perché spontaneamente volesti essere viziata? E poi chi udì le tue grida? Chi sentì la tua lotta? In ogni modo avresti certamente dovuto, dopo sofferta la violenza, palesare il delitto, se non ad altri, almeno ai tuoi genitori, almeno alle tue sorelle. O non piuttosto tacesti il delitto per poter più spesso ritrovarti con l'amante? Se tu fossi morta, i genitori ti avrebbero pianta un poco, ma avrebbero grandemente esultato per averti mandato innanzi, Vergine Immacolata. Ebbe invece tuo padre ad adirarsi contro le proprie viscere dalle quali fosti procreata, maledisse tua madre il proprio seno dal quale infelicemente uscisti. E quindi l'unica soluzione quale sarà? Cesserai da ogni cura della vita presente, vestirai veste lugubre, siano tagliati i capelli che per mezzo della vanagloria diedero occasione a lussuria, piangano lacrime gli occhi, impallidisca quel volto che già arrossì di impudicizia. Tutto il corpo sia macerato dalla disciplina e dai digiuni, asperso di cenere e coperto di cilicio. In questa penitenza dovrai dunque, fino all'estremo della tua vita, e non presumere che dagli uomini ti venga perdonato, giacché ti ingannerebbe chi ti volesse promettere questo. Insomma, durissimo, per noi assolutamente inaccettabile come giudizio,
ma ben ci rappresenta la condizione femminile in questo frangente. La colpa è sempre la donna. È lei che attraverso i suoi capelli, attraverso la sua volontà al male, ha coinvolto questo poverissimo, povero adolescente che immaginatevi voi, nemmeno si immaginava lontanamente, nemmeno pensava lontanamente di doversi abbandonare ad un atto così nefasto. La donna colpevole in fondo un po' di tutto. Siamo sempre lì, in quegli stessi anni, in questa galleria che procede, tutt'altro aspetto invece e tutt'altra vicenda. Ovviamente la testimonianza qui è preziosa perché viene da un altro straordinario personaggio della cultura mondiale, San Gerolamo, il grande traduttore della Bibbia dal greco al latino, passa ad Aquileia durante uno dei suoi viaggi, ricordiamolo, era un illirico, San Gerolamo era nato sostanzialmente in quella che oggi noi potremmo chiamare la Dalmazia interna, e arrivato ad Aquileia rimane stupefatto dalla bellezza, lui santo, no? Dalla bellezza delle donne aquileiesi, e così dice, si acconciano il capo legando i capelli in forma di scudo, in modo che la fronte appare una valle fra due colline, con pesanti gemme legate in oro pendenti dalle orecchie, il collo oppresso da catene ricche di pietre preziose, cariche d'oro anche sulle braccia, e i piedi calzati con fiammeggianti cordicelle color di sangue, e ricercano negli abiti quella squisita leggerezza che non veste il corpo. È tranchant, se volete, però tanto di cappello all'occhio indagatore di San Gerolamo, che riesce a cogliere, pur con una velata condanna, non è eccessiva, no? Però riesce a cogliere tutta la bellezza delle donne, delle fanciulle aquileiesi. Qui ovviamente si riferisce a quelle appartenenti ad una determinata classe sociale, ma questi capelli così curati, i gioielli, i monili, e soprattutto queste cordicelle rosse che risalgono dal piede alla gamba, immaginiamo, ovviamente la moda era questa, fino sotto il ginocchio, coprendo i vestiti molto poco, dice San Gerolamo, no? Quindi le vesti delle donne aquileiesi sono piuttosto leggere, sono piuttosto lievi, perché vanno mostrando anche con una certa così attenzione alla loro bellezza, la nudità del loro corpo. È una gran bella testimonianza che io vi ho accostato a questa stele che ritrae una donna aquileiese, siamo grosso modo nello stesso torno di anni, in verità, mi correggo, non era aquileiese, muore ad Aquileia, ed è la bellissima, la straordinaria Bassilla. Bassilla era una mima, una donna del circo, che qui ci viene rappresentata sbalzata sulla stele che racconta il suo profilo, è una stele funeraria, bellissima, con questa scriminatura al centro che divide i capelli in due parti simmetriche, questa mano posta ad indicare il cuore, tra l'altro. Era una nomade errante in una di quelle tante compagnie di giro, però pare sicuramente apprezzata, perché prima di esibirsi ad Aquileia si era esibita niente proprio di meno che a Costantinopoli, quindi l'altra grande capitale, l'altro grande polmone di questo enorme impero che ancora sussisteva. Ma ad Aquileia fu sfortunata. Fu sfortunata perché precipitò dalla fune che aveva tratto, che aveva teso e sulla quale si esibiva, pare con una maestria e con una leggerezza e con una bellezza incomparabili, cadde in prossimità del teatro proprio di Aquileia, nella zona dove sorgeva il teatro di Aquileia, e morì. Il suo uomo, colui che la amava, le dedicò questa epigrafe scritta in lingua greca, in cui si va a delineare tutta la capacità di indipendenza di Bassilla, perché il tono che il lapicida innamorato spende
per lei sembra quasi dei nostri giorni, sembra che tra i due ci fosse un rapporto di complicità e di equiparazione totale. Lui racconta di quanto lei fosse amata da tutti, di quanto il pubblico fosse sempre attento con il cuore quasi fermo, il respiro sospeso nella gola ogni volta che lei si produceva nelle sue esibizioni, e come spesso da attrice straordinaria Bassilla avesse anche interpretato il ruolo della donna che muore. E poi aggiunge con una nota quasi di sarcasmo, dicendo: però, cara Bassilla, come oggi, il ruolo della morta non lo ha interpretato mai. E ci fa scappare quasi un sorriso macabro, no? Come dire, così brava, così credibile come oggi che sei morta sul serio, non lo sei stata mai. E questo è molto balcanico, se ci pensate, no? Fa parte di un umorismo nero, semmai, molto illirico, molto, molto orientale. Eh, Però poi aggiunge: vai a dirlo a tutti, Bassilla, non si vive per sempre. Ecco, è quasi un richiamo anche, attraverso la sua morte, alla nostra condizione transitoria di esseri umani, che insomma non duriamo per sempre, invece spesso abbiamo la presunzione di crederlo. In realtà siamo tutti così, su questa linea sospesa in aria, come lei, come Bassilla. Piccola notazione curiosa e interessante: secondo Gilberto Pressacco, grande cultore di storie friulane, il termine friulano bassilà, che vuol dire proprio destreggiarsi mantenendosi su equilibri improbabili, potrebbe derivare proprio da questo antico nome di Bassilla, no? Rimase così importante l'episodio nel Sermo Rusticus, quindi in quel latino che ormai stava già diventando qualche cosa di diverso e che si sarebbe poi espresso a livello di lingua friulana, che un nome proprio diventa l'indicazione di un atteggiamento o di un verbo, quel bassilà così particolare. Ed entriamo velocemente nei secoli del Medioevo, un episodio questo legato ad una donna importante, la fonte autorevolissima è Paolo Diacono, Paolo di Varnefrido, nella sua Historia Langobardorum ci racconta di Romilda. Siamo in un momento molto molto delicato per i Longobardi, che si sono rifugiati nelle loro roccaforti di Cormons, di Nimis, di Osoppo, di Artegna, di Reunia, Ragogna, il luogo dal quale vi sto parlando io adesso, da Gemona e da Invillino, perché sono arrivati gli Avari, questa popolazione delle steppe mongoliche, ferocissimi, stanno distruggendo, siamo proprio agli inizi del VII secolo, stanno distruggendo il ducato longobardo, è morto anche il duca Gisulfo, marito e sposo della principessa Romilda, nel tentativo di contrastarli, e la popolazione di Cividale ci viene descritta da Paolo Diacono come spaventata, incastellata, richiusa dentro le mura. Ed ecco che, mentre Romilda, la principessa, cammina sugli spalti, vede ai piedi delle mura, in tutta la sua baldanza fisica, in tutta la sua giovanile bellezza, il principe dei barbari, il principe degli avari, il Khan, quello che Paolo Diacono definisce il cacano, e se ne invaghisce. E qui il giudizio di Paolo Diacono è durissimo, dice: lei, spregevolissima meretrice, preferì la sua lussuria alla salute, alla salvezza della sua città, dei suoi sudditi e dei suoi stessi figli, tanto che, innamorata del corpo del giovane guerriero, lo manda ad avvisare che lei è disposta ad aprire le porte della città se lui la farà sua, se la farà sua sposa. E così accade, secondo la vulgata trasmessa da Paolo Diacono, Romilda, per il lussurioso piacere di spendere una notte assieme al giovane principe mongolico, apre le porte di Cividale. E lei, senza ritegno, queste sono le parole di Paolo Diacono, aprì le porte di Cividale e acconsentì al nemico di entrare, a danno suo e di tutti gli altri abitanti. Infatti il re degli Avari, mantenendo fede al patto, tenne con sé una notte intera Romilda, responsabile di tanta rovina, ma poi,
la consegnò nelle mani di 12 avari che per una notte intera se la passarono di mano in mano, accesi dalla libidine. Poi, ordinando che nell'accampamento venisse eretta una pertica, la fece impalare, gridandole contro: "Eccoti lo sposo più degno!" E così morì quella crudele traditrice della patria, lei che pensò più a soddisfare il proprio piacere che a proteggere i suoi figli e i suoi concittadini. Una pena del contrappasso terribile per la povera Romilda, ma per fortuna una studiosa, compianta, perché, ci ha lasciato giovanissima, già da qualche anno, la Maria Tore, Barbina, autrice anche di un eccellente vocabolario e così anche di tanti studi sulla storia del Friuli, da brava donna giustamente la riabilita e dice: "Ma insomma Paolo Diacono, dà un giudizio che è un giudizio prettamente maschile. È un giudizio da maschio, non capisce, non è in grado di comprendere quello che invece, la Maria Tore Barbina, è capace di, spiegarci. Scopre, questa studiosa friulana, che, Romilda si sarebbe invece sacrificata per la sua città, cioè, avrebbe messo a disposizione se stessa e il suo corpo purché la città venisse risparmiata. Ingenua, ha peccato di ingenuità, non si è resa conto che in verità, gli avari erano in questo caso come dei lupi affamati di preda e nel momento in cui si sono trovati il gregge a disposizione ne hanno fatto strage, tra l'altro poi infierendo sulla stessa regina. Però ecco, è bello immaginare e pensare che esistano diversi modi per interpretare la storia, diversi livelli di interpretazione, e quello della Maria Tore Barbina nella volontà di riabilitare una grande principessa, una grande regina longobarda, meriti tutta l'attenzione del caso. Di donne longobarde, nella storia, ce ne sono state tante, anche, nostra, locale ovviamente. Una di queste, mi piace ricordarla assieme a voi, è Piltrude, la madre dei ben più noti Erfone, Anto e Marco, che sono i 3 grandi principi, signori longobardi che, avrebbero donato i loro territori all'ordine benedettino perché venisse eretta l'abbazia di Sesto a Reghena, Sesto in Silvis. Vengono sempre soltanto ricordati loro 3. Ci si dimentica, sempre per questa amnesia nei confronti della storia delle donne, della loro genitrice Piltrude, che fu, a sua volta badessa di un grande monastero, ormai se ne sono perse le tracce, a Saltus. Saltus vuol dire foresta, proprio esattamente come quel in Silvis di Sesto Arreghena, vicino a Povoletto, attuale Salt di Povoletto, siamo vicini a Udine per intenderci. Fu una donna talmente tanto illuminata, la madre di questi principi longobardi, che ipotizzò la possibilità di gestire interi pascoli in Carnia, uno in particolare, per allevare animali, pecore, la cui lana avrebbe dovuto essere utilizzata per coprire i poveri delle città friulane. Quindi il vello degli animali allevati su quei pascoli avrebbe dovuto essere messo a disposizione delle sante mani delle suore, che avrebbero intessuto coperte, abiti e vestiti per i più diseredati. Una grande donna, purtroppo rimasta nell'ombra. Il c'è una località nella Val Pesarina, in Carnia, che si chiama Pradumbli, un nome stranissimo, la cui toponomastica, il cui nome vuole proprio dire il Prat das Dumblas, cioè il prato delle signore. E queste signore dovrebbero proprio essere le monache che facevano corte attorno alla figura di Piltrude. In alcuni casi le donne si fanno più sgaie, si fanno più maliziose, e questo ve lo riporto perché è divertentissimo, sembra quasi uscire da una novella del Boccaccio. Siamo a Moggio, l'abbazia di Moggio Udinese, 1341. Lei, la donna, si chiama Nicolotta da Chiusaforte, lui, l'uomo, si chiama Vitale da Enemonzo. Ora, Chiusaforte, per chi conosce la topografia del territorio friulano, si trova a nord di Venzone, dove sorgeva la Chiusa, appunto, sistema difensivo, Canal del Ferro per intenderci, e Nemonzo è nel cuore della Carnia.
Purtroppo cosa deve essere successo? Deve essere successo che il povero Vitale era ben poco vitale, cioè di nome era vitale ma non di fatto. E lei se ne lamenta perché da sposa si sente in qualche maniera trascurata e quindi si inventa il fatto che il marito, che forse preferisce dormire i suoi sonni tranquilli piuttosto che soddisfare la propria sposa, è soggetto ad una malia, ad un maleficio e quindi lo porta davanti all'abate, all'abate di Moggio, il quale deve verificare, perché questo è il suo compito, se davvero esiste malizia demoniaca in tutto questo, fa visitare Vitale da medici esperti, i quali dicono no, non c'è proprio niente che Vitale abbia, può tranquillamente rispettare il suo dovere coniugale, l'abate recita una serie di messe in modo tale da togliergli possibili malefici, dopodiché obbliga Vitale da Enemonzo, dice, si conclude proprio così, dare operam carnali copule cum effectu, cioè a fare quello che ci si aspetta possano fare marito e moglie, con la santa benedizione di un abate e, aggiungo io in maniera un po' maliziosa, probabilmente con tutta la soddisfazione di Nicolotta e con il povero Vitale di Neumonzo che proprio dall'abate di Moggio con una sentenza firmata il 18 aprile del 1341 è costretto, suo malgrado forse, a fare, quindi viva anche la capacità delle donne, che in alcuni casi, anche se sante suore, non si comportano bene per niente. C'è tutta una serie di lamentele che provengono dagli inquisitori, che vengono chiamati a visitare i conventi femminili in Aquileia, a Gemona, a Cividale, perché si tratta di donne impossibili, capricciose. Sentite cosa dice l'inquisitore firmando ad Aquileia nel 1480 questa nota. Dice: devono rigettare ogni pittura e ornamento, dalle pellicce e dalle vesti delle quali si servono, e invece dovrebbero indossare solo vesti nere, pellicce semplici, senza pittura, scultura. Siano esse vesti e pellicce fra le spalle e il petto così disposte che non ricadano dalle spalle, né si mostrino le mammelle. Nessuna osi ballare dentro né fuori del chiostro, né intervenire a balli o altri giochi o ad atti osceni o impudichi. Evidentemente era tutt'altro rispetto alle raccomandazioni, ovviamente. Un altro, siamo ad Aquileia nel 1570, furono sospese da me dal ricevere il Santissimo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo, perché erano scomunicate e non ne chiedevano soluzione per loro disobbedienza ai mandati di non uscire dal loro monastero, ma sono sempre fuori a loro piacere di giorno e di notte. Hanno ballato pubblicamente in abito da monaca, fatto giochi sulla pubblica via e molte altre cose più brutte che non scrivo per modestia. Suor Laura, scordata dell'onore di Dio e delle promesse fatte a me e del debito suo, è ritornata a dormire sul campanile, come dire, proprio capricciosa, non vuole scendere, no? E ancora escono a vendemmiare, vanno ai bagni pubblici, si abbandonano ad ogni sorta di illecito piacere, come dimostra questo sonetto che è del XV secolo, dedicato, sembra quasi la storia della monaca di Monza, ad una eletta volontaria alla clausura. Sentite le parole che chi glielo compone glielo farà sicuramente avere, scrive. Eletta volontaria alla clausura, son motivi bastanti al creder mio che sian gli affetti vostri tutti a Dio e del mondo non siate più creatura. Ma quando che vi vedo in positura così galante, con un certo brio, mi scorre per la mente un pensier rio, che mi toglie ogni senso di natura. Se siete madre eletta senza figli, volontaria rinchiusa in questo chiostro, deh, sfuggitene almen certi perigli. Di vedermi sì spesso il genio vostro, dubitare mi fa che ondine pigli anche fiamme sott'acqua al fuoco nostro. È una dichiarazione d'amore ad una suora di clausura che evidentemente aveva in qualche modo giocato
così come spesso faceva la Teresa Zai San Danielese, e siamo già nel 1700, giocato con la sensibilità, no? Di più di qualcuno. La Teresa Zais addirittura ingannò una volta il suo troppo curioso confessore, lasciandogli trovare un bigliettino che lei aveva intitolato o dedicato alla reverenda madre sua protettrice, nel quale scrive la Teresa Zai, monaca sandanielese del 1700: con quell'aria tua gentile togli il vanto a ogni francese, delicata quando tocchi, rispettosa quando palpi, obbligante quando mordi, quando graffi con patita, il tuo genio singolare è piuttosto libertino. Vi faccio immaginare la sorpresa del frate confessore quando casualmente trovò questo bigliettino e convocò la Teresa Zai, la quale lo prese in giro in una maniera straordinaria, perché gli disse: ma padre, che cosa stavate pensando? Questo io l'ho dedicato alla gatta della Madre Superiore. E allora, se noi lo pensiamo, questo sonetto dedicato ad un gatto e non ad una madre badessa, cambia tutto. E con questo la malizia della Teresa Zais, però adorabile, secondo me, sta ad indicare che tutto il male molto spesso è nella testa di chi pensa e non nella verità delle cose. Chiudo, mi avvio velocemente verso la chiusura con una figura sulla quale mi soffermo poco, perché da poco l'abbiamo riscoperta, una figura bellissima, è quella della Marta Fiascaris, strega, santa, affettata, visionaria di San Daniele, sottoposta dalla Santa Inquisizione ad un processo lunghissimo, dal 1620 al 1640, aveva solo 20 anni, questa giovane fanciulla di famiglia, di mamma ebraica e di papà mercadante volterrino, che viene chiamata di fronte ai Santi Inquisitori perché denuncia di avere dei viaggi cosmici, è capace di uscire fuori dal suo corpo, di fare delle esperienze che oggi potremmo dire simili a quelle dei benandanti, quindi vola, visita gli altri mondi, visita l'inferno, e dice una cosa che io trovo splendida. Questa ragazza di 20 anni, sottoposta ad un processo lunghissimo, 20 anni di Santa Inquisizione, distruggerebbero chiunque. Forse sarebbero stati più clementi a sottoporla al rogo. Dice che durante una delle visite all'inferno scopre che ci sono i bambini che non sono stati battezzati, sono morti prematuramente. E dice: ma com'è possibile che Dio, che è amore assoluto, permetta che un bambino che non ha fatto nulla se non il fatto di non essere battezzato, ma non è colpa sua, sia relegato all'inferno? E allora dice al suo Santo Inquisitore: sapete che cosa ho fatto? Ho preso tutti questi bambini per mano, li ho portati su in paradiso, e quando Dio ci ha visto, io l'ho sentito sorridere. Bellissimo. Come dire, gli uomini di chiesa alle volte interpretano male il pensiero di Dio, e Dio, che è amore, non può essere un Dio che non conosce il perdono. Donne splendide e potenti ce ne sono state nella storia del Friuli. Mi piace citare Angelina Ianesi da Tolmezzo, che scrive questo colloquio sopra gli studi delle donne. Lei vive tra il 1728 e il 1815, in cui insiste e dice: fate studiare le bambine, non pensiate che debbano soltanto occuparsi di cucina e di cucito e di sfornare figli. Le donne hanno il cervello buono, se non addirittura migliore di quello degli uomini. Studino, fatele studiare, soprattutto l'economia, perché una donna è in grado di capire, di fare i calcoli, di prendersi, questo è il concetto, di prendersi cura delle cose molto meglio degli uomini. E così come sa curare la sua casa, potrebbe probabilmente curarsi meglio dello Stato. Insomma, donne importanti nei secoli ce ne sono state. La Tina Modotti è una di queste. La donna ritratta e conservata nell'archivio di Egidio Tessero di Buia, che fin vecchissima si presentò sulla tomba vuota del figlio morto in Russia a portargli i fiori. Figlio che non tornò mai più da quella guerra, e come tante madri, figlie, amanti, spose, sorelle,
venne costretta dalla storia ad attendere, ad aspettare, non si arrese mai, fino al giorno prima di morire, ormai vecchissima, continuò a portare i fiori su quel cippo sotto il quale non c'era nessuno. Le donne carniche che si sono opposte al Terzo Reich nella grande, importante Repubblica Partigiana della Carnia, donne che hanno votato nel 1946 in Italia, mentre invece lì, in quella Repubblica, già si votava e già potevano votare nel 1944. Donne che poi hanno fatto anche la storia dell'economia di questa nostra terra, sapendo leggiadramente passare dal trattore alla Vespa negli anni ruggenti del boom, donne che hanno combattuto per l'università del nostro territorio, perché tutti potessero avere e godere del diritto allo studio, donne che secondo me sono magicamente, meravigliosamente espresse da questa solidarietà intergenerazionale, che è molto più antica, no? Di queste due generazioni, nonna e nipote, e affonda, come abbiamo visto, fin dai secoli più remoti e chiama all'attenzione, non solo perché il rispetto è dovuto ed è necessario, ma perché senza conoscenza non si può adeguatamente rispettare, e perché anche la storia può fare la sua parte nel riconoscere all'importanza, alla bellezza, all'interesse delle donne quello che è stato il loro ruolo e la loro importanza. Grazie per l'attenzione. Grazie.